Buonasera a tutti amici da Napolillo87 e Forza Napalès. Allora parliamo dell'amichevole della Juventus che ha fatto a Triestina questa sera, che abbiamo visto su Sky. Chi c'ha Sky ovviamente l'ha visto, chi non tiene Sky si è attaccato. E niente, è finita 1-0 per la Juventus con la rete di Paulo Dybala, protagonista del mercato della Juventus, che è ricercato anche da squadre blasonate di Serie A come l'Inter, è ricercata all'estero il Paris Saint-Germain. Ci sono tante squadre che vogliono Paolino Dybala. Paolo Dybala che questa sera ha dimostrato di essere un talento, ma non solo questa sera, perché secondo me è un talento, è un esterno che ha tecnica, ha qualità, soprattutto la tecnica, è forte tecnicamente e ha un bel tiragiro. Questa sera si è inventato una giocata e ha fatto un gol pazzesco a pallonetto. Bellissimo gol di Paolo Dybala a fine primo tempo. Comunque è una partita molto equilibrata, la Triestina ha fatto la sua, la Triestina mi è piaciuta tanto, ha fatto una bella partita. Secondo me il risultato è giusto, perché secondo me non meritava più di perdere 1-0 la Triestina, perché ha tenuto testa alla Juventus, ha creato, anche, soprattutto nel finale ha preso anche un incrocio dei pali, con Kill, come si chiama, no? Con il gatto, perché questi hanno i nomi degli animali, povera Triestina, ma questi tendono zoo, che tendono a gatto, a formigone, pochi hanno più il bruco, l'ambruchi, questi granoce, tengono pure il noce, cioè hanno gli animali, hanno pure da mangiare e mangiano pure. Comunque la Triestina ha fatto una bella partita nonostante tutto, ha creato proprio con quelli che sono entrati. Ferretti che ha fatto una bella partita proprio nel finale, è riuscito a saltare il terzino della Juve, il difensore, ora non ho presente chi era, e comunque ha creato quella superiorità, ha messo il cross in mezzo e è andato vicino al gol prendendo un incrocio la Triestina. Poi Mensah che riusciva a saltare anche lui, mi è piaciuto, cioè sugli esterni la Triestina ha giocato molto bene. Mi è piaciuto della Juventus Higuain quando è entrato, subito combinazione con Ramsey, ha tirato in porta e per poco il portiere della Triestina, Offredi, non lo buttava nella porta con tutto il pallone. Anche Rabiot ha fatto una bella partita, per non parlare di Bentancur che è uno dei migliori della Juventus in questa partita. Comunque sì, è stata una bella partita da entrambe le parti. La Juventus ha vinto con la Triestina, sì, non hai vinto il campionato, hai vinto con la Triestina. Sappiamo che hai vinto 8 campionati di fila, però ora è l'ora di finirla un po', Ora è ora di cominciare a spazzare, prendere la scopa, ti metti a pulizzare un po' in terra. Oh, è rossa, eccola. Ti metti a pulizzare un po' in terra e ci fai vincere a noi. Basta, non si può più, basta. Basta giocare nella Lazio, tu fai là e così finisci e vinci tu, perché non se ne può più, basta proprio. A parte questa vittoria, sì, ha vinto con la Triestina, c'è un amichevole, poi ovviamente parti favorito perché abbiamo visto i giocatori che ha la Juventus, c'è Ramsey che è un signor giocatore, appena entrato, si è vista la giocata che fa, c'ha due squadre la Juventus, è inutile dirlo, poi se non gioca Szczesny c'ha Buffon, c'ha Demiral in difesa, c'ha Bonucci, c'ha Chiellini, c'ha De Ligt, cioè c'ha due squadre, c'ha Bernardeschi, ovviamente Quadrato, anche lui è sul mercato come Mandzukic, sono giocatori che secondo me fa bene a metterli sul mercato, perché secondo me non rendono più quello che potevano dare, anche perché c'ha Cristiano Ronaldo, c'ha lo stesso Dybala, c'ha Dalla Costa, c'ha abbondanza di avanti la Juventus e il resto è tutto munezza e siccheruta, appunto, cioè che te ne fai, come dice zio Domenico. Ti mangerai il limone quest'anno sulla maglietta ti faremo mettere un limone a posto dello scudetto, speriamo, con Napoli, questo è l'anno buono. Intanto Lozano è vicino alle visite mediche, mercoledì arriveranno le visite mediche di Lozano, parlando anche del Napoli, perché senza Napoli già sa c'è stava io, devo parlare del Napoli, anche se è la partita della Juventus, ma senza un Napoli non ci posso stare perché mi appartiene. Perché mi piace lui, perché senza una bada non mi appartiene, perché io piace una bada. Niente, voglio, fatemi sapere cosa ne pensate della partita fra Triestina, Juventus, finita 1-0 per la Juventus. Secondo me è giusto il risultato, anche se la Juve a possesso palla ha fatto di più, ha occasioni da rete.
Però nel finale la Tessina ha fatto cagare tutta la Juventus e stava pareggiando. Ottima prestazione per la Tessina, se ne esce a testa alta, una squadra di Serie C che è riuscita a perdere 1-0. Poteva perdere di più, però si è portato un risultato buono perché comunque non poteva pensare di fare qualcosa in più contro la Juventus. Fatemi sapere il vostro parere nei commenti, lasciate un bel like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il microonde e scaldatevi e iscrivetevi al canale. Buona serata a tutti da Napoli, l'87 e forza Napalessa.